Salve a tutte e a tutti, sono Michelina Della Porta, Welfare Community Manager, esperta in processi di cambiamento e attivazione di reti territoriali qui per Veneto Welfare. Con loro mi occupo dell'analisi di studio sui possibili percorsi di integrazione tra il welfare aziendale e contrattuale e il welfare territoriale e alla costruzione di un modello di welfare che sia quanto più territoriale e distrettuale possibile. Saremo insieme per un ciclo di appuntamenti che abbiamo definito le parole del welfare, attraverso i quali andremo un po' ad analizzare, attraverso interviste legate a parole chiave o fatture comuni convergenti, quelle che sono le esperienze più rappresentative di welfare integrato sussidiario sul territorio nazionale. Prima di scendere però nel dettaglio delle interviste, insieme a Fabio Streliotto, amministratore unico di Innova SRL e docente, andremo un po' a capire quali sono i diversi tipi di welfare, welfare aziendale, welfare comunitario, welfare contrattuale, welfare territoriale, che possiamo in qualche modo integrare per offrire ai cittadini dei servizi efficienti e soprattutto favorire lo sviluppo delle relazioni e delle connessioni tra i vari soggetti dell'ecosistema. Buongiorno a tutti e a tutte. Allora, inizio appunto condividendo delle slide e presentando chi sono io, chi è Innova SRL. Allora, io sono l'amministratore unico di Innova SRL, che è una società che da oltre 10 anni si occupa appunto di welfare integrato, e poi vedremo appunto di cosa si tratta nello spiegare l'iniziativa del Welfare Point. E da dove siamo partiti? Siamo partiti da questo concetto che per rendere appunto un welfare, un'opportunità per tutti, serve coinvolgere le imprese, cioè non basta più pensare a un welfare pubblico, a un welfare legato appunto al soggetto del terzo settore, ma abbiamo bisogno di coinvolgere le imprese. Noi siamo partiti da questo presupposto e quindi per far questo abbiamo detto, bene, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo costruire ponti verso le imprese, e questi ponti verso le imprese, dal nostro punto di vista, diventa strategico il welfare aziendale. Il welfare aziendale è il ponte che può connettere le imprese ai propri dipendenti e quindi andare incontro alle esigenze di conciliazione dei propri dipendenti e di cura dei propri dipendenti, ma anche a tutta la comunità su cui appunto l'azienda opera collocata. Ma per fare questo ci siamo resi conto dopo poco tempo che non basta solo il welfare aziendale, cioè il welfare aziendale da solo non può connettere questo tipo di esigenze. Quindi ci siamo resi conto che dovevamo integrare i diversi welfare, e quindi l'integrazione dei diversi welfare presenti nei territori diventa appunto strategico per costruire e strutturare questi ponti, dare appunto una struttura forte a questi ponti. Velocemente vi dico un po' sul tema del welfare aziendale quali sono le cose su cui andiamo a lavorare, perché appunto lavorando verso le aziende abbiamo diverse modalità con cui appunto è possibile interagire con le aziende. Queste sono il welfare contrattuale, quindi tutto quello che è stato previsto dai contratti collettivi nazionali, che normalmente si suddividono in fondi sanitari integrativi, fondi appunto previdenziali, fondi interprofessionali e tutto quello che riguarda gli enti bilaterali. E negli ultimi 4-5 anni, tra l'altro con chi ha aperto questo tipo di approccio, quindi l'introduzione del welfare aziendale, è stata proprio il contratto collettivo della metalmeccanica, su cui poi appunto avremo anche 2 interventi legati in particolare alla FIMCISL, la possibilità appunto da parte dei lavoratori di accedere a un welfare aziendale appunto obbligatorio. Molte aziende che incrociamo hanno invece l'esigenza di gestire la conversione del PDR, quindi del premio di risultato, e anche questa è un'opportunità appunto che il lavoratore ha di convertire il premio di risultato in welfare aziendale. Poi ci sono invece delle azioni che è possibile appunto gestire individualmente, quindi il welfare aziendale può essere anche
individuale, e poi ci sono le maggiori, diciamo quelle più utilizzate dalle aziende, in particolare dalle piccole e medie imprese, vale a dire dei piani welfare dove l'intervento è puro, quindi legato appunto all'attivazione di un servizio che l'azienda mette a punto per sostenere tutti i temi conciliativi, tutti i temi di aiuto, di supporto al potere d'acquisto dei lavoratori, o anche dei regolamenti sul welfare premiale, sì, un welfare costruito su degli indicatori di performance, quindi questi sono sostanzialmente le linee di intervento che si vanno a attuare nelle aziende. Proseguo, qui faccio solo vedere una cosa velocemente, visto che parliamo del tema del welfare aziendale, di come questo si integra. Faccio vedere velocemente che la normativa di riferimento è l'articolo 51 e l'articolo 100 del testo unico sulle imposte. Non sto qui ad appunto approfondire, perché altrimenti staremo qui appunto molto tempo, però è importante almeno come punto di vista a colpo d'occhio vedere quali sono i servizi che la normativa prevede appunto che l'azienda metta a disposizione ai propri lavoratori in modo detassato e decontribuito. Una cosa però importante, dove mi soffermerei per far capire appunto perché il welfare aziendale è uno strumento che può integrare, che può aiutare e supportare appunto l'azienda nell'andare a sostenere un territorio, e perché il welfare aziendale non è solamente per i lavoratori o le lavoratrici e i propri, ad esempio, il coniuge e i figli, ma si estende anche ai genitori del lavoratore, ai suoceri del lavoratore e della lavoratrice, e anche ai fratelli, sorelle e i generi nuovi. Quindi si capisce bene come il welfare aziendale in realtà tocchi una platea molto ampia di cittadini che sono presenti nei territori o anche fuori dai territori. Comunque si capisce bene come i beneficiari siano molto ampi. Un altro aspetto su cui siamo partiti per costruire il modello del welfare point è appunto l'evoluzione del welfare contrattuale. Anche qui scorro velocemente. Il welfare aziendale negli ultimi 4 anni si è evoluto, e molti contratti collettivi nazionali hanno inserito appunto il credito welfare come obbligatorio da parte delle imprese. Questo ha accelerato l'introduzione del welfare in azienda. Vedete appunto che i contratti sono molti, in realtà anche in questi ultimi mesi, negli ultimi rinnovi, ci sono stati altri tipi di contratti che si sono appunto integrati. Anche qui dei numeri per capire l'evoluzione del welfare aziendale, come questo sta diventando nei territori un volano interessante. I dati ci dicono che negli ultimi anni il welfare aziendale ha continuato a svilupparsi e a crescere nei numeri. In particolare appunto si è visto come le aziende che attivano un piano di welfare aziendale poi fanno crescere sempre di più il valore medio di erogazione. Quindi si è partiti dal 2017, dove c'era una media di poco superiore ai 600 euro, e si è arrivati appunto in questi anni dove si arriva più o meno a una media di erogazione di welfare aziendale di 1.000 euro a lavoratore anno. Come vengono generalmente utilizzati da parte dei lavoratori appunto il credito welfare? Ho riportato qua uno specchietto anche qua per capire può essere l'impatto appunto del welfare, perché molto spesso si sottovaluta poi come i lavoratori decidono di utilizzarlo, soprattutto per quel welfare che passa in piattaforma. Vedete che il 20% di quello che è il credito a disposizione va nel tempo libero, poi si passa a tutte le attività sportive, i libri di testo e tutte le spese legate alla scuola e all'università, poi le scuole materne, le scuole primarie, gli asili nido, le cure odontoiatriche e via dicendo. Vedete che poi le percentuali diventano sempre più sottili. Si capisce bene quindi come i lavoratori, non tanto che la spesa del tempo libero, delle vacanze sia la spesa più importante, ma da questa tabella si capisce come ci sia una necessità di aiutare i lavoratori a appunto comprendere come
il welfare aziendale può essere uno strumento per risolvere le esigenze di cui stanno vivendo in maniera semplice, perché questi dati non ci dicono appunto che tutti vogliono andare in vacanza, ci dicono che probabilmente la modalità di utilizzo del welfare per il tempo libero è più semplice che non appunto le altre tipologie di spesa, e di conseguenza da questo il ragionamento che abbiamo fatto è stato quello di dire: bene, se appunto lo strumento che normalmente viene messo a disposizione dei lavoratori è una piattaforma di welfare, quello che dovremmo fare è aiutare i lavoratori nel mettere a disposizione degli strumenti che siano appunto adeguati a semplificare e a rendere appunto semplici e fruibili il welfare. Quindi fare in modo che appunto ci sia una fruizione tecnologica semplice, permettere ai lavoratori di poter utilizzare il proprio credito welfare nei fornitori del territorio, quindi quelli che possono segnalare, gestire appunto diverse categorie, quindi una piattaforma, uno strumento che possa gestire questo, perché è un'esigenza delle aziende, una gestione amministrativa semplice, perché da parte delle aziende c'è necessità appunto che ci sia una semplificazione anche amministrativa, e poi tutto quello che possono essere appunto l'utilizzo dei voucher elettronici, quindi la possibilità, scusate, di utilizzare appunto in maniera anche qui digitale ma semplice i servizi. Un altro aspetto che normalmente non si tiene conto ma che impatta nell'utilizzo poi del credito welfare da parte dei lavoratori è che c'è un soggetto terzo, quindi oltre all'azienda e al lavoratore nel welfare aziendale ci sono tutti i fornitori. Ecco, è determinante che i fornitori vengano gestiti e vengano appunto aiutati anche loro a gestire in maniera semplice e senza avere un peso appunto economico, una fee importante, i servizi. E infine un po' la personalizzazione e l'accesso appunto allo strumento che sia appunto friendly. Questa è una schermata di come può essere strutturata una piattaforma welfare, ma non mi soffermo su questo. La cosa invece su cui passo ora è come abbiamo sviluppato una progettualità territoriale. Nel corso degli anni abbiamo fatto diverse sperimentazioni in diversi territori appunto d'Italia, e perché abbiamo visto che poi il modello del welfare point, il modello della proposta deve essere sempre declinato a seconda del territorio, a seconda appunto di quella che è l'esigenza e anche quello che è il referente, il capofila del progetto stesso. Il modello che abbiamo costruito si basa, come dicevo prima, sull'integrazione di 4 welfare, quindi il tema del welfare pubblico per noi è centrale, cioè non è imprescindibile, quindi il welfare aziendale deve essere integrato con il welfare pubblico, il welfare comunitario, il welfare contrattuale bilaterale e poi appunto il welfare aziendale. Questa è la base su cui costruire il modello. Il tema è quello, un po' l'approccio della sussidiarietà circolare, ma vediamo appunto di cosa si tratta. Quando parliamo di welfare pubblico, di cosa parliamo? Appunto di tutto quello che sono i temi delle pensioni, della gestione delle malattie, quindi gli ospedali, l'invalidità, la disoccupazione, l'istruzione, tutta la parte appunto dell'assistenza sanitaria, i supporti abitativi, i benefici fiscali, le detrazioni, le deduzioni, quindi tutto quello che ruota attorno anche al 730 per capirci. E poi la maternità, la paternità, i voucher di conciliazione. Ecco, il welfare pubblico è un pilastro importante che bisogna anche in questo caso far conoscere alle persone, ai lavoratori che utilizzano il welfare. Tenete presente che molti lavoratori su quelle che sono le opportunità del welfare pubblico non sono a conoscenza di tutte. Generalmente appunto c'è una fascia di lavoratori che è a conoscenza, ma una gran parte, quindi un 20-30% che conosce bene tutte le opportunità, ma un 60-70% dei lavoratori invece che conosce parzialmente o non conosce le opportunità che possono essere, diciamo, fruite come persone, come cittadini. La cosa importante infatti è proprio questa, no? Che il welfare pubblico è qualcosa a cui accedo in quanto cittadino, quindi non dipende dal mio Esatto. status occupazionale,
dal fatto che sono meno dipendente di un'azienda che attua dei piani di welfare aziendale, ma il solo fatto appunto di essere cittadino di un territorio mi dà accesso a questo tipo di benefici. Esatto, esatto, esatto. Quindi è determinante appunto far sì che le persone, appunto che sono cittadini, ma quando attivano un'azienda, attiva un piano di welfare aziendale, sono anche lavoratori che beneficiano questi, comunque non dimenticarci che possono avere questi benefici e non dobbiamo appunto anche quando c'è un'attivazione di un piano di welfare aziendale, scordarci che le persone hanno diritto e possono accedere a questo. Poi c'è tutto il tema del welfare comunitario, anche questo appunto fa capo molto spesso a fondazioni, azioni, quindi progetti e fondazioni, tutto quello che è l'offerta del mondo cooperativo, delle associazioni del terzo settore del territorio. Poi ci sono tutti i patti di collaborazione, i patti amministrativi dove i cittadini si auto-organizzano e infine appunto tutti quegli enti non profit che anche molto piccoli che offrono dei servizi molto verticalizzati, molto specialistici e anche questi e anche quindi questo welfare dobbiamo promuoverlo, dobbiamo renderlo disponibile in maniera semplice alle persone e ai lavoratori. Quindi anche questo è un pilastro molto importante. Infine, questo l'ho già citato, il welfare contrattuale bilaterale, tenete presente che circa il 20% dei lavoratori utilizza mediamente questi tipi appunto, questo tipo di welfare, quasi l'80% dei lavoratori o non lo conosce o non lo utilizza perché è complicato, perché è difficile, perché molto spesso appunto anche questi servizi vengono offerti tramite piattaforme o tramite servizi che non semplice da utilizzare. Quindi i fondi di assistenza sanitaria integrativa, gli enti bilaterali, i fondi previdenziali, i fondi interprofessionali. Ecco, anche questa sfera è una sfera su cui bisogna lavorare molto perché deve essere appunto valorizzata e messa a disposizione dei lavoratori. Infine il welfare aziendale, un po' questo l'avevamo già visto prima nelle tipologie, quale ho riportate dai welfare on top, quindi al welfare puro, alla liberalità che è l'azienda appunto attiva dalla conversione al PDR e al welfare contrattuale. Quindi questi 4 macro tipologie di welfare abbiamo visto che hanno bisogno di funzionare assieme, quindi se li mettiamo assieme con la logica sussidiaria dobbiamo nei progetti territoriali coinvolgere una platea molto ampia di soggetti perché tutti questi appunto welfare hanno dei riferimenti che vanno dagli enti bilaterali, dai sindacati, dalle associazioni di categoria, dai consulenti del lavoro e da tutti gli ordini appunto e di rappresentanza. Poi le azioni che serve appunto attuare. Noi ne abbiamo individuate di tre tipologie. Innanzitutto abbiamo visto che serve intercettare e aggregare la domanda di servizi. Perché? Perché appunto questa offerta molto ampia di servizi ha bisogno che ci sia un'aggregazione di quella che è la domanda. Non possiamo pensare di rispondere appunto alla singola richiesta, ma dobbiamo pensare di mettere insieme le richieste per poter strutturare dei servizi che siano sostenibili. Poi dobbiamo però anche fare un'altra cosa, aggregare e promuovere tutta l'offerta di servizi. Abbiamo visti prima, ci sono moltissimi servizi legati alle welfare, alle tipologie del welfare, ma devono da questo punto di vista essere promossi e anche qua devono essere aggregati. Non possiamo in maniera diversificata, ognuno in un modo diverso, quindi ho quei soggetti che abbiamo visto, che vediamo qui nel corollario, intervenire in maniera disorganizzata. Infine, l'altra cosa che abbiamo visto essere indispensabile è ripensare o ridisegnare i servizi, sia di qualunque tipo di welfare, cioè dobbiamo ripensarli perché il mondo cambia, cambia velocemente e le esigenze delle persone cambiano. E l'altro aspetto importante su cui normalmente si mette poco, si focalizza poco l'attenzione, è che dobbiamo anche promuovere una coproduzione di servizi, cioè dobbiamo pensare che il welfare sia sempre e solo un'erogazione di un soggetto terzo. Dobbiamo anche promuovere appunto il cittadino, che sia lavoratore, che sia appunto un altro, diciamo, che abbia semplicemente una connotazione di cittadino, si metta assieme e attivi dei servizi appunto mutualistici nel proprio territorio. Questa è una cosa importante che non può, diciamo, semplicemente ridursi
o è servizio pubblico o è servizio privato, ma dobbiamo appunto avere anche questo terzo canale. La pandemia, dico, ci ha Esatto, che dimostrato che di fatto aiutasse. questo tipo di Certo, supporto è il più immediato e di pronta risposta, no? Perché non organizzato, non esattamente. strutturato, ma attiva un welfare di prossimità che è quello più sostenibile nel tempo poi e nello spazio. Esattamente, e in più fa una cosa molto importante, infatti grazie per questo intervento, fa una cosa molto importante che attiva delle relazioni di vicinato che molto spesso sono un veicolo appunto relazionale che è altrettanto importante di un servizio. Molto spesso le persone hanno bisogno di relazioni, poi un servizio è una conseguenza, ma la maggior parte delle persone cerca prima una relazione e invece tanti dei servizi, sia pubblici che privati, non contemplano più la relazione, e mentre le persone cercano quella. Quindi quando io mi attivo e costruisco qualcosa, coproduco qualcosa con le persone, sostanzialmente la prima cosa che faccio, creo una relazione.